I fondi ministeriali per la cabinovia Mare Carso di Trieste non ci sono, come testimonia anche il bilancio appena approvato in Parlamento, così il senatore Patuanelli. È caccia ai 3 complici stranieri che assieme al cittadino egiziano arrestato hanno rapinato 2 triestini in largo Barriera, al vaglio le immagini delle telecamere della zona. 20 denunce in regione per possesso di materiale pedopornografico e adescamento di minori è uno dei dati del report dell'attività della Polizia Postale. Via libera al ritorno in classe per gli alunni del liceo Petrarca della sede di Via Tigor dopo il crollo del soffitto, ieri l'ultimo sopralluogo per l'agibilità dell'edificio. Sotto la lente di ingrandimento della CGIA di Mestre, le multinazionali presenti in regione, stando all'analisi, contribuiscono poco al sistema fiscale italiano. La Triestina cala il tris allo stadio Rocco contro la Clodiense nella prima partita del 2025. Stasera il match su Tele4 alle 21:30. Superata quota 3.000, è ancora record di iscritti per la corsa della Bora che quest'anno raggiunge la 10ª edizione. Domani la grande festa assistiana. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con il notiziario di Tele4. I fondi ministeriali per la cabinovia Mare Carso di Trieste non ci sono, come testimonia anche il bilancio appena approvato in Parlamento. Così il senatore Patuanelli. Vediamo. Non ci sono e non c'è nessuna come posso dire, previsione che questo aspetto cambi repentinamente. Niente soldi per la cabinovia Mare Carso di Trieste, nessuna previsione di spesa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, parole del capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Stefano Patuanelli, all'indomani della notizia della sentenza del TAR che aveva accolto 2 dei 4 ricorsi presentati dai comitati Nuovo Via, ordinando alla Regione di riavviare il procedimento per quanto concerne le concessioni rilasciate per realizzare l'opera, spunta un nuovo ostacolo sul percorso. Era stato lo stesso ministro Matteo Salvini in visita a Trieste lo scorso 4 dicembre ad assicurare la partenza dei lavori. Già coperta, conto che i cantieri possano partire entro l'estate dell'anno prossimo e decine di migliaia di persone possano muoversi in maniera sostenibile, davvero 1800 persone all'ora entro l'estate del 2027, questi sono i tempi che ci siamo dati, il finanziamento è assolutamente coperto. Eppure, dice Patuanelli, dall'approvazione del bilancio non risulta alcuna previsione di spesa. La situazione è ben diversa perché quella garanzia di fondi non c'è perché abbiamo appena approvato il bilancio dello Stato dove quei fondi non ci sono, ma soprattutto perché dalle informazioni che abbiamo dal Ministero non c'è nessuna voce di bilancio che parli di finanziamento all'Ovovia. Un'opera assurda, non entro nel merito ambientale perché è evidente che ha un impatto ambientale, ma come qualsiasi cosa che l'uomo fa, il tema è che dal punto di vista trasportistico non ha nessun senso e che non ha nessun tipo di sostenibilità economica, sarebbe un salasso annuale per le casse del Comune. Il voto di fiducia sulla manovra del governo fa sfumare il progetto di realizzare il Porto Franco internazionale di Trieste. È la denuncia della senatrice Dem Tatiana Roiz, che però annuncia una nuova iniziativa in Senato per tentare di raggiungere l'atteso risultato. Io batto sempre il punto del Porto Franco, l'ho proposto anche con un emendamento che non è stato preso in considerazione nella finanziaria, perché credo che questo, come i nuovi proprietari del sito Varzila hanno richiesto, sarebbe un grosso volano. È amareggiata ma non demorde Tatiana Roiz sulla realizzazione del Porto Franco internazionale di Trieste. La fiducia per approvare la manovra del governo ha spazzato via tutti gli emendamenti, tra i quali il suo, ma la senatrice PD non abbandona la battaglia e ci riproverà fra qualche giorno alla ripresa dei lavori parlamentari per il decreto milleproroghe. Io sono una testarda, riproverò e il governo ha fatto a suo tempo lo scorso anno un ordine del giorno alla Camera impegnando il governo in tal senso, ma poi non è successo niente. L'invito della senatrice è dunque a fare uno sforzo al di là delle bandiere politiche su un tema che dovrebbe unire trasversalmente nell'interesse dell'economia di Trieste e di tutta la regione. Abbiamo avuto la risposta dell'allora commissario Gentiloni, ora l'Europa aspetta soltanto l'impegno del governo italiano. Se noi non avremo la possibilità
di avere questo tipo di regime, che peraltro è previsto dai trattati internazionali di tutto il dopoguerra. E, insomma, sarà difficile. Questo è un punto sul quale continuo a battere e spero che, insomma, venga realizzato. Certo. Assolutamente. Polizia alla caccia di altri 3 stranieri ricercati per la rapina ai danni di 2 triestini nella serata di giovedì in largo Barriera. L'altro componente della banda, l'egiziano, arrestato quella sera stessa dagli agenti della questura, si trova ora in carcere al Coroneo a disposizione dell'autorità giudiziaria. I rapinatori erano 4. Dopo l'arresto del cittadino di origine egiziana, gli agenti della questura sono a caccia dei 3 complici, anche loro stranieri. Si stringe il cerchio attorno al grave fatto di cronaca di giovedì sera, avvenuto poco prima delle 22. 2 triestini di mezza età erano stati rapinati in largo Barriera, zona centralissima della città, con negozi e locali di ogni tipo, frequentati a ogni ora del giorno e della sera. Eppure questo non aveva scoraggiato i 4 malintenzionati dall'accerchiare le loro vittime, puntargli un coltello addosso e chiedere soldi e oggetti preziosi. Un magro bottino, quello della banda straniera. I 2 malcapitati avevano potuto consegnare pochi spiccioli e un telefonino. Dopo la chiamata al numero unico di emergenza, sul posto erano intervenute le volanti della polizia. Erano bastati pochi minuti per rintracciare e arrestare il cittadino egiziano, quello che aveva impugnato il coltello. E infatti gli agenti l'avevano sorpreso con l'arma ancora addosso, mentre il malintenzionato stava cercando un posto sicuro dove nascondersi, per poi far perdere le proprie tracce. Sequestrato la lama, il cittadino di origine egiziana era stato portato al carcere del Coroneo. È caccia ai 3 complici, dicevamo, sì, perché questi erano riusciti a fuggire prima dell'arrivo della polizia. Largo Barriera è una zona ben coperta da telecamere, al vaglio le immagini di videosorveglianza dei vari circuiti per intercettare il passaggio dei rapinatori. E la Polizia Postale ha reso noto il report del 2024 per l'attività del corpo in tutto il Friuli Venezia Giulia. Ecco cosa è emerso. Minacce e diffamazione attraverso la rete, revenge porn, attacchi informatici e truffe online sono solo alcuni dei reati intercettati dalla Polizia Postale del Friuli Venezia Giulia nel 2024. Secondo il report divulgato dalla Questura per il contrasto del cyberterrorismo, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica del Friuli Venezia Giulia durante l'ultimo anno ha monitorato circa 3.800 spazi web. Negli ultimi 12 mesi in regione sono state effettuate 23 perquisizioni per detenzione e diffusione di materiale relativo allo sfruttamento sessuale dei minori online, per un totale di oltre 7.350 gigabyte di materiale multimediale sequestrato. Per gli stessi motivi sono state denunciate 20 persone, sottoposte a monitoraggio 220 spazi virtuali. Trattati inoltre 9 casi di adescamento online che hanno portato alla denuncia di 4 persone. In regione sono state denunciate 12 persone per minacce e diffamazioni compiute sul web, eseguite 3 perquisizioni locali, personali e informatiche e monitorati 216 spazi virtuali. Sono inoltre stati trattati 27 casi di sextortion, di cui 24 con vittime uomini. 3 invece i casi di revenge porn, che hanno portato all'esecuzione di 2 perquisizioni personali e locali e altrettante denunce. Trattati inoltre 62 casi di sostituzione di persona commessi utilizzando il web, che hanno portato alla denuncia di 10 persone. Il COSC Friuli Venezia Giulia nel 2024 ha gestito circa 210 attacchi informatici diretti a privati e aziende, perpetrati mediante accesso abusivo al sistema informatico, e ha bloccato e recuperato un totale di 160.000 euro inerenti ad alcune truffe attuate con la tecnica del falso operatore bancario. In un anno sono state denunciate complessivamente 96 persone per truffe online e frodi informatiche, sono stati inoltre monitorati 487 spazi virtuali fraudolenti. Infine, nell'ambito della campagna di prevenzione, la polizia ha incontrato 68 scuole, raggiungendo 8.200 alunni. Con le prossime immagini ci spostiamo in strada costiera, dove c'è stato un incidente in una casa questo pomeriggio. Nel primissimo pomeriggio un 56enne è rimasto ustionato ed è stato trasportato, per fortuna non in gravi condizioni, a Cattinara. Pare che l'incendio sia partito dal giardino di casa. Polizia locale sul posto, naturalmente, per deviare il traffico e controllare appunto la situazione. Un traffico senso unico alternato per un
brevissimo tratto. Come vedete ci sono i mezzi dei pompieri che invece erano al lavoro appena sotto la strada costiera proprio per salvaguardare la situazione presso l'abitazione dove divampava l'incendio, per fortuna domato in breve tempo, e sul posto anche il 118 per riuscire a soccorrere il prima possibile il 56enne rimasto ferito in questo incidente. Nella serata di ieri i carabinieri hanno ricevuto una segnalazione di un gruppo di ragazzi che si sarebbero presi a bastonate all'altezza del bar San Luigi, siamo in via Carlo De Marchesetti. Poi pattuglia sul posto, però i carabinieri militari dell'Arba non hanno trovato nulla, quindi presumibilmente le persone si erano già dileguate. La denuncia appunto partita da una residente della zona che ha avvisato i militari dell'Arma. Via libera al ritorno in classe degli alunni del liceo Petrarca, la sede di via Tigor. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 7 gennaio dopo il sopralluogo che garantisce quindi la sicurezza degli ambienti. Il caso era scoppiato lo scorso 13 dicembre dopo il crollo di grossi pezzi di intonaco distaccatisi dal soffitto di un'aula. Il materiale colpì sulla testa una ragazza 18enne e poi finiti in ospedale. Gli alunni del Petrarca lo scorso 17 dicembre si unirono anche in corteo con giovani di altre scuole per protestare sullo stato in cui versa l'edilizia scolastica. La situazione. Come da cronoprogramma, il 7 gennaio gli alunni del liceo Petrarca potranno tornare nella succursale di via Tigor 22 a Trieste dopo il crollo di parte dell'intonaco in un'aula. Ha infatti dato esito positivo la verifica di tutto l'edificio, come confermato dall'ingegnere dopo la specifica richiesta dei vigili del fuoco. Aule, servizi igienici e parti comuni sono stati posti in sicurezza, in molti casi realizzando nuovi controsoffitti con materiali di alta qualità. I lavori sono stati eseguiti nel rispetto dei tempi. È l'esito di un sopralluogo effettuato dai funzionari e tecnici dell'EDR di Trieste con i rappresentanti del liceo Petrarca e della ditta appaltatrice. Non solo gli ambienti scolastici, ma anche gli elementi architettonici come la storica scala monumentale sono stati oggetto di intervento. La scala è stata protetta con un telo contenitivo e filtrante per garantirne l'utilizzo in sicurezza, in attesa di un restauro da concordare con la soprintendenza. Al quinto piano dell'edificio è stata interdetta l'aula interessata dal crollo. Gli alunni della scuola saranno ospitati in una stanza adiacente, finora utilizzata per attività di supporto didattico per consentire ulteriori approfondimenti. Il caso risale al 13 dicembre scorso, quando durante la seconda ora di lezione crollarono improvvisamente dal soffitto grossi pezzi di intonaco. Parte del materiale cadde addosso a una ragazza di 18 anni, poi portata in ospedale, fortunatamente non in gravi condizioni. A seguito di quell'incidente, gli alunni del Petrarca organizzarono un corteo per il 17 dicembre che vide la partecipazione di oltre 1000 giovani di diverse scuole scesi in protesta lungo le vie del centro di Trieste per lo stato in cui versa l'edilizia scolastica. Sotto la lente di ingrandimento della CGIA di Mestre, le multinazionali presenti nel Friuli Venezia Giulia che, stando all'analisi, contribuiscono poco al sistema fiscale italiano. I lavoratori occupati dalle multinazionali presenti in Friuli Venezia Giulia sono poco più di 95.100, pari al 25,1% del totale. La media nazionale è pari al 20%. Per quanto concerne il fatturato, il dato annuo riferito al sistema produttivo della nostra regione è pari a 96,7 miliardi di euro. La quota riconducibile alle big company si attesta ai 48,1 miliardi, il 49,8% a fronte di un dato nazionale che si attesta al 45,7. Ancora, nella nostra regione sono presenti 4.094 unità locali riferite alle multinazionali, con un'incidenza del 4,4% rispetto alla media nazionale pari al 2%. L'analisi settimanale della CGIA di Mestre stavolta si concentra sui benefici che le multinazionali apporterebbero al sistema fiscale del nostro Paese, benefici che in realtà sarebbero piuttosto minimi. Ad esempio, nel 2022 le società controllate dalle prime multinazionali del web presenti nel nostro Paese hanno fatturato 9,3 miliardi di euro, ma hanno versato all'erario soltanto 206 milioni. In soldoni, stavolta è il caso davvero di dirlo, esse impoverirebbero il Paese. Le multinazionali, infatti, giova ricordarlo, usufruiscono delle infrastrutture del nostro Paese, porti, aeroporti, ferrovie, ricorrono a quelle sociali, giustizia, sanità, scuola, università, sfruttano le reti informatiche.
Per insediarsi in Italia, le big company usufruiscono di agevolazioni o incentivi. Quando sono in difficoltà ricorrono alle indennità erogate dall'INPS, spesso ricompensate solo in minima parte dai contributi versati. Tutto ciò, sottolinea la CGIA, diminuisce la base imponibile su cui si applicano le aliquote fiscali e conseguentemente il gettito fiscale. Dunque le disuguaglianze aumentano e la povertà cresce. Per contrastare i paesi che applicano alle multinazionali politiche fiscali compiacenti è entrata in vigore la Global Minimum Tax. Secondo un dossier della Camera dei Deputati, tuttavia, il gettito previsto dall'applicazione dell'aliquota del 15% sulle multinazionali sarà però contenuto assai. Quest'anno si stima un incasso per il nostro erario di 381,3 milioni di euro, nel 2026 427,9, nel 2027 432,5, nel 2033, ultimo anno di stima, si sfioreranno i 500 milioni di euro. Prima giornata di saldi con grande movimento tra i negozi oggi a Trieste. Agli acquirenti locali si aggiungono anche i numerosi turisti che approfittano degli acquisti a prezzo scontato. Evviva i saldi 2025! Buona partenza a Trieste per i saldi invernali scattati oggi in tutta Italia. Nella prima giornata i negozianti cittadini hanno notato un grande movimento di persone interessate agli articoli a prezzo scontato. La speranza è che l'interesse poi si traduca in acquisti. Allora c'è grande movimento, grande fermento, grande desiderio di approfittare degli sconti per soprattutto gli articoli che costano un po' di più, vuoi capispalla, vuoi delle scarpe un po' più importanti, però siamo contenti che c'è una buona presenza anche questa mattina. Abbiamo già abbastanza movimento da parte della clientela, anche da parte dei turisti, e siamo partiti abbastanza bene. Secondo una recente indagine di Confcommercio Imprese, 6 italiani su 10 sono pronti a comprare in saldo, soprattutto capi di qualità e di marchi nella fascia medio-alta di prezzo. Il cliente che sta acquistando il saldo compra cose di qualità, approfitta della scontistica del 20, il 30% e cercano cose diciamo abbastanza giornaliere, cose sportive, pantaloni, maglioni, delle giacche e anche la giubbotteria. Il 49% degli acquirenti approfitterà dei saldi per comprare un prodotto desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i giovani. Sono uno che si butta sempre sulle ultime novità, come ad esempio giacche o scarpe, quindi con i saldi spero di trovare scarpe scontate, però insomma spero che ci siano dei buoni sconti di cui approfittare. Solo guardiamo per adesso. Sì. Non ha idee precise su cosa comprare? Assolutamente no. Ma pensa che approfitterà dei saldi? Ah sì, magari più avanti, oggi no, troppa gente. Ma può anche essere, però ormai ho gli armadi pieni. E a Trieste a dare impulso ai saldi sono anche i numerosi turisti. Sono turista, sono con la mia famiglia. E cosa speri di trovare? Le giacche, non so, i pantaloni, le magliette, un po' di tutto. Al pari di quanto fatto in tante altre città italiane, i carabinieri del comando provinciale di Trieste nella giornata di ieri hanno fatto visita ai reparti del Burlo Garofalo per regalare un momento di gioia in un gesto di vicinanza verso i piccoli degenti e le loro famiglie. L'iniziativa ha coinvolto circa 50 bambini ai quali sono stati donati gadget, dolciumi, caramelle, un semplice gesto di forte impatto emotivo, soprattutto per i carabinieri che hanno incontrato i piccoli pazienti, che ha regalato sorrisi e un pizzico di serenità a chi è costretto a trascorrere le festività lontano da casa. Con questo gesto l'Arma dei Carabinieri vuole testimoniare la propria vicinanza ai bambini e alle loro famiglie, offrendo quindi momenti di svago e distrazione in un periodo che per molti può risultare difficile. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi. State con noi. La Triestina apre il 2025 con una vittoria 3-0 nello scontro salvezza andato in scena allo Stadio Rocco con la Clodiense. 3 punti importanti per scalare la classifica. Stasera la partita su Tele4 alle 21:30 con la telecronaca di Marco Stabile. Vediamo i gol. Arriva Fiordilino per la rimessa laterale, va da Olivieri, lo vede, lo serve, pallone di ritorno per Fiordilino. Olivieri sulla destra, la possibilità di andare al cross teso. Johnson recupera, serve Tonetto, c'è la possibilità di andare al tiro, poi va Locchia dalla parte opposta del campo, vediamo cosa si inventa, palla per Vertain all'indietro, Fiordilino tocca Correa, la piazza, Olivieri!
sotto porta, Marco Olivieri, ancora lui, ancora davanti alla curva Furlan, Marco Olivieri sblocca il risultato allo Stadio Rocco, 1-0 per la Triestina. Poco prima del 56esimo minuto di gioco, Marco Olivieri in rete. Se l'era meritato questo gol a Triestina, la quarta azione pericolosa dal rientro in campo dopo il tè caldo, ed arriva il gol di Marco Olivieri. Ancora la Clodiense, palla per Nelli, toccata in profondità per Sinani, poi il recupero palla della Triestina con Correia sulla sinistra, parte Olivieri contro Munaretto, s'accentra Olivieri per andare al tiro, poi serve sulla corsa Ryan Elazraq, il tiro ribattuto di spalle ed è gol! Gol di Ryan Elazraq, servito da Marco Olivieri con deviazione del difensore che si spegne alle spalle di Gasparini. La Triestina raddoppia, va sul 2-0 e mette una serissima ipoteca su questo scontro salvezza contro la Clodiense. Ha spazio Tonetto, può provare ad andare Tonetto, il pallone per Vicario, servito Udo, King Udo servito davanti al portiere, gol! King Udo, il re, si presenta così alla prima partita allo Stadio Rocco e confeziona il tris 3-0 che chiude i conti con la Clodiense. King Udo, primo gol in maglia rossa labardata su assist di Vicario, buona l'incursione di Tonetto e poi il piattone lì perfetto in porta a superare il portiere e finisce qui. Vittoria per la Triestina più che mai rotonda, in gol anche il nuovo arrivo del mercato di riparazione King Udo. 3-0 della Triestina con la Clodiense, vittoria con la quale la formazione di Attilio Tesser sale a 16 punti in classifica e lancia un ulteriore messaggio in chiave salvezza. Partita fisica ed equilibrata nel primo tempo, poi nella ripresa abbiamo cambiato marcia e tirato fuori le nostre qualità. Parla l'allenatore della Triestina Attilio Tessera al termine del match vinto con la Clodiense. No, più di qualche difficoltà, merito anche loro, che tenevano il campo molto bene, molto stretti, hanno corso tantissimo, sanno cosa fare quando hanno la palla e quindi ti abbassano subito. Primo tempo però non abbiamo giocato poco, abbiamo cercato spesso sta palla lunga, non siamo riusciti a trovare spazi per giocare in mezzo al campo e sviluppare azioni. È una partita equilibrata, calcio d'angolo e la ripartenza loro con il palo e un po' di situazioni nostre a metà campo, verso l'area di rigore loro non sfruttate bene, però partita da pareggio e non una bella partita sull'aspetto tecnico, tanta intensità, agonismo e meno qualità. Il secondo tempo ho chiesto di giocare un po' di più, l'ingresso di Fiordilino ci ha dato un po' più di gioco, ho messo Ryan Elazraq un po' verso gli esterni per creare superiorità numerica e siamo riusciti a prendere possesso della metà campo loro, siamo partiti molto forte con grande intensità all'inizio del secondo tempo e li abbiamo messi là, hanno fatto più fatica a ripartire, cosa che prima facevano invece bene con pericolosità. E poi abbiamo fatto il gol, da lì direi che insomma, abbiamo giocato anche proprio bene a pallone. Siamo stati il secondo tempo direi padroni del campo. Ed ora gli scacchi con la 7ª edizione del torneo internazionale co-organizzato dal Comune e dall'Accademia di Scacchi di Trieste. Un appuntamento che cresce di anno in anno e apre da sempre ai giovani. È stata l'assessore allo sport Elisa Lodi a dare la prima mossa questo pomeriggio all'Hotel Savoia del 7° torneo internazionale di scacchi coorganizzato dal Comune e dall'Accademia Scacchi Trieste. Un torneo che col passare degli anni si è andato affermando anche a livello internazionale, soprattutto fra i paesi dell'Est Europa, ma non solo. Il torneo è omologato dalla Federazione Mondiale, aperto a tutto il mondo, ma solamente chi è in tour in Europa, come qualche indiano, qualcuno si ferma. Solitamente noi abbiamo paesi balcanici che sono affezionati al nostro torneo. Problemi geopolitici non fanno venire ucraini e russi per ovvi motivi purtroppo, ma abbiamo conferme da Serbia, Croazia, Slovenia, Austria, Francia, Svizzera. Gli scacchi esigono la massima concentrazione, ma al giocatore è richiesto anche dell'altro. Il giocatore deve mantenere un decoro nell'abbigliamento, nel comportamento, rigore assoluto di silenzio
e al giorno d'oggi non possono entrare in sala i telefoni perché permetterebbero l'utilizzo magari di nascosto su uno va alla toilette di app dedicate agli scacchi molto forti che potrebbero compromettere a danno dell'avversario la partita. In tempi recenti molti sono stati i giovani che si sono avvicinati agli scacchi, alcuni presenti al torneo, per una ragione sotto certi aspetti facilmente intuibile. Un gioco che nello scorso secolo era retaggio degli anziani, giocatori maturi, saggi, al giorno d'oggi è diventato lo sport dei giovani. Abbiamo dodicenni, quasi categorie magistrali, perché agevolano i computer la loro carriera e la loro crescita. La corsa della Bora festeggia un traguardo importante, la 10ª edizione, oggi la prima delle 2 giornate lungo le quali si dipana la Kermesse che quest'anno collateralmente alla gara assume un'importanza collegata al territorio. Un sabato meravigliosamente soleggiato ha fatto da cornice alla prima delle 2 giornate della Corsa della Bora, evento di punta del Trial Running invernale. Giunta alla 10ª edizione, quest'anno la competizione imbocca una strada differente. La Kermesse sarà anche un piccolo festival enogastronomico. I prodotti a chilometro zero saranno serviti nei ristori lungo i vari percorsi e la faranno da padroni assieme agli atleti domani pomeriggio durante la cerimonia di premiazione, un vero e proprio salotto in Porto Piccolo. Oggi le partenze delle eroica 105 km e della 50+50, domani prenderanno il via altri 7 percorsi. La quota di 3.000 partecipanti era stata raggiunta già qualche giorno fa, tanto che si sta pensando per l'edizione del prossimo anno di porre limiti al numero delle iscrizioni. Fra i top runner Marco Gubert e Nicole Guidolin, Alice Modignani Fasoli, Matteo Maggi, Augustin Pecantè e Giulia Vinco sulle distese maggiori, quindi Danilo Mondo, Chiara Boggio, Gianluca Pinton, Nazareno Salpistis, Lena Lauchner, Evelyn Lachner, Luca Carrara e Dainali Calzolari. Spettacolo fuori abbonamento domani pomeriggio per l'Armonia. Trieste Mia Bon 2025 sarà al Teatro Basaglia con inizio alle ore 16:30. Protagonista Alessio Colautti. Direi che è stato più intenso del 2023, ma spero sarà meno intenso del 2025. Alessio Colautti archivia dunque un intenso 2024 ed apre domani il 2025 con uno spettacolo presentato fuori abbonamento dall'Armonia. Trieste Mia Bon 2025 al Teatro Basaglia nel parco dell'ex OPP, dove si svolge la stagione di Armonia con inizio alle 16:30. Nel 2003 ho debuttato, ho iniziato la mia attività all'Armonia col teatro amatoriale per poi farne una professione. Sarà uno spettacolo con l'escursus dei generi più amati per i triestini, dall'operetta alla canzone triestina, passando per anche altre contaminazioni come Cechelin piuttosto che altri generi, per augurarsi in musica e non solo in musica buon anno. È un appuntamento particolare. Colautti si esibirà davanti a un pubblico leggermente differente rispetto a quello che al Miela segue la sua stagione. Sarà un pubblico cosiddetto fusion, cioè dove sarà un pezzo di quelli che seguono la stagione al Miela, verranno a fondersi con quelli che seguono la stagione dell'Armonia, e sarà un pubblico particolare, ci si prepara in maniera particolare, anche un po' più accurata e avveduta. Al Miela Alessio Colautti tornerà già domenica 12 gennaio. Sarà in scena ancora domani alle 11, lunedì pomeriggio alle 16 al Teatro Bobbio, Telegiocando. Lo spettacolo propone un'antologia di brani di Miran Cosciutta, Evelina Umek e Gianni Rodari, un misto di racconti, giochi e clownerie. Un grande televisore diventa una città magica dove accadono molte cose, vivono diverse persone che giocano con domande, oggetti, numeri, parole, soprattutto con le storie dell'amato scrittore e pedagogista italiano. In scena Franco Korosec, che aveva già proposto lo spettacolo in sloveno. Telegiocando è infatti una coproduzione fra la Contrada e il teatro sloveno. È tutto da questa edizione del notiziario di Tele4, vi ringrazio per averci seguito e vi lascio in compagnia del presepe di Martina, Jessica e Gigi. Buona serata.